La personalità di un bambino è fortemente influenzata dall'ambiente in cui vive e dalle persone che incontra fin dalla primissima età. Per questo è importante seguire i propri figli passo dopo passo, riconoscendo in loro i cambiamenti tipici di ogni età ed aiutandoli a diventare grandi. Il centro famiglie in gioco a Dolo è lo spazio giusto per trascorrere delle ore con il proprio bambino, per confrontarsi con altre mamme e per vincere la solitudine. Qui esperti in relazioni familiari offrono una consulenza educativa, psicologica e legale prima e dopo la nascita del bimbo. I genitori vengono ascoltati, sostenuti ed aiutati ad affrontare preoccupazioni ed incertezze. Obiettivo del centro è dare una marcia in più alla famiglia, aiutando le coppie in difficoltà a trovare vie di accordo. Quella che il professor Pietro Lombardo, arrivato a Dolo per conoscere questa splendida realtà, chiama mediazione familiare. Una buona coppia riesce a creare quel clima di condivisione, di regole, di valori, di bisogni che generano una possibilità da parte di tutti i componenti della famiglia di prendere ossigeno. E dunque diciamo che la coppia è la fautrice di quello che appunto viene chiamato il clima psicoaffettivo. Il centro propone inoltre un percorso di accompagnamento al parto rivolto a tutte le donne dal 4° mese di gravidanza, nonché corsi formativi per babysitter. Tutte attività che rientrano nel progetto del Centro Italiano Femminile, ovvero valorizzare la famiglia e farla sentire meno sola. Troppo spesso l'unica soluzione del conflitto familiare è la separazione. Ora ci si vuole mettere in gioco, si chiama infatti Famiglie in Gioco. Chi ha la voglia di proseguire nel suo percorso, di non abbandonare la relazione che è nata da un momento di amore, ma di poterla portare avanti per il bene sia della coppia che dei figli soprattutto.